Picciotti di Sicilia a tutto tondo, ci siete mai stati a Sutera? Oggi vi ci portiamo noi. Stiamo parlando di uno dei borghi più belli d'Italia, infatti il suo quartiere antico, Amore, Sì. fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Bravo amore, Quindi è alle tue guardate- spalle pure per giunta, sì? Guardate il video fino alla fine e soprattutto perché amore ci sarà una sorpresa per te. Mangerai Vai. due cosette che fanno qua a Sutera. Perfetto. Quindi amore, mi raccomando, preparati, picciotti, mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Siamo pronti? Prontissimi. 1, 2, 3, andiamo. Amori picciotti, iniziamo con questo bellissimo panorama. La cosa meravigliosa da vedere a Sutera è questa qua alle mie spalle. Guarda amore. La faccio vedere subito, Sì? così, questo canyon, chiamiamolo così, canyon. Allora, questa è la rocca spaccata. Ah. Vedi, c'è questa spaccatura nel mezzo e la leggenda narra che Gesù sulla croce, esalando l'ultimo respiro prima di morire, abbia generato dei terremoti così violenti da creare questa spaccatura. Questo squarcio. In realtà qua c'era una miniera e a lungo andare, a forza amore di estrarre lo zolfo, Sì. la miniera ha ceduto, di conseguenza la montagna, e si è creato tutto ciò. Ma io dico una cosa, dal video non so se si capisce, ma di presenza picciotti è davvero una cosa mozzafiato. Guardate che c'è qui. Allora, siamo in piazza Zucchetto e ora amore preparati perché ti sto per portare in un posticino fantastico Sì? dove si mangiano delle cose specifiche che fanno solo qua su Terra. Tipiche. Seguimi. Ah, come c'è su cose tipiche, sogno pronto picciotti. Allora, un'altra cosa che potete assaggiare qui a Sutera, con precisione, i sapori della piazzetta, sono imbriolate, vorresti giusto? No, imbriolata. Briolata. Allora, è fatta con tritato di maiale e poi io me la assaggio vicino come è fatta. Cipolla, formaggio, olive, pepe e aglio in polvere. Com'è? Oh, buonissimo. Ci sto ma mangio io, amore, qui c'ho tutta. Va bene. Ovviamente dovete visitare il quartiere antico, il quartiere Rabato. Allora amore, qua succede che cosa? Ogni anno a Natale Sì. c'è uno dei presepi più belli del mondo. Sta attento, amore, un cane che ci sono un Infatti, sacco di sto scaluna, sì? Allora, guarda che scorci ci sono, fantastici. Aspetta, facciamo vedere. Ah, guardate guarda. qua, cose antiche, bellissime. Ancora qualcuno ci abita, eh? Sì. Ancora, sì. Si sente, c'avevo di mangiare, amore. Stanno cucendo, Facciamo invitare. C'è da dire che questo quartiere è veramente bellissimo. Amore, non ti sembra di essere immersi in un'atmosfera ormai passata? Ma sì, veramente, amore. Ma poi è proprio una cosa particolare, perché ovviamente qua neanche le macchine ci possono No, arrivare. ovviamente le strade, amore, venivano percorse dagli asinelli, non dai SUV. di Quindi ora. io ci posso passare la sogno una senella, amore. Siamo sempre nel quartiere antico e vedi questa piazzetta piccolina, bella. Bello, vero? Ti piacciono? A te così che ti piacciono, amore? Sì. Allora, questa è piazza Madrice. Sì. Qui c'è la loro chiesa, la Sì. chiesa di Maria Santissima Assunta. Brava. E poi, amore, da qua, da questa piazzetta, c'è una vista spettacolare. In sia a alto. destra che a E infatti, sinistra. in alto cosa vediamo, amore? Il monte San Paolino. Brava. E di là la valle. E che valle, picciotte, guardate qui, meraviglioso, chi scesi che sono balconi. Cosa che dovete provare assolutamente a Sutera, picciotti, sono questi, Vucci Data. Eccoli qua. Guarda qua, miele e mandorle, guarda come si chiude, amore, guarda che Allora. maestria, guarda che maestria. Sì. Si mette il condimento al centro, poi si piega e si chiude e diventano questi biscotti superlativi. Questa invece è la piazza principale di Sutera. Siamo in piazza Sant'Agata. Amore, vedi com'è raccolta. E la faccio piccolina. vedere, una bella panoramica, guardate. Allora, c'è il municipio, Sì. c'è la chiesa di Sant'Agata che pensate del 1400. Sì. Però amore, ti voglio far vedere una cosa bellissima. E io ti Vedete, seguo, amore, picciotti? vediamo che cosa ci fai Allora, vedere. C'è questo splendido belvedere. Ah. Infatti Sutera è definita il balcone della Sicilia occidentale. E che balcone, picciotte. Alle mie spalle si vede lo splendido paese. Aspetta che nel eccolo. frattempo faccio un bel zoom. Eccolo, sì, il paesino. Poi quello è il colle di San Paolino. Questo in alto qua centrale, perfetto. Sì. Sì, ritorniamo su di te, C'è amore. il santuario, Sì. perché ovviamente ci sono i resti sia di San Paolino che di Sant'Onofrio. Perfetto. E sono visitabili ovviamente Ok. questi monumenti. Però amore, se volete venire dovete prenotarvi, Sì, perché sì. altrimenti trovate chiuso. Fate una chiamata, perché noi per esempio oggi non possiamo visitarlo perché siamo venuti fuori orario. Quindi sì. solo un'informazione per oggi. Allora, e lì ci sono anche le carceri, quindi dovete venire. È uno prenotate spettacolo. e venite. Perfetto.
Poi in questa piazza potrete visitare allora la chiesa. Aspetta che la facciamo vedere, amore, molto la caratteristica. chiesa del Carmelo, che Sì. risale al 1100, pensate un po'. Sì. E poi il museo etnoantropologico. Che già su Lupiddillo è difficilissimo, ma all'interno troverete un sacco di cose bellissime. Da questa splendida piazzetta Dillingen, io voglio salutarvi raccontandovi questa leggenda. Allora, se sognate oro durante Sì. la notte nei vostri sogni, dovete venire qua a Sotera, Sì. andare al Monte San Marco Sì. e improvvisamente davanti a voi apparirà un mercato con tutto l'oro del mondo. Attenzione, non dovete prenderlo quell'oro. E allora chi viene a fare, scusa? Perché se lo prendete poi cosa succede? Tutto l'oro che avrete nella vostra vita diventerà pietra, quindi dovete venire al mercato e andarvene. E ne andiamo a tornare, vabbè. Però una cosa ne potremo mangiare a chi siamo qua. Certo, amore. Va bene, allora. Ciao picciotti, mi raccomando, seguite i nostri video e venite a Sutera. Ciao picciotti!